Ora, mossa inaspettata, 2, 3 punti esclamativi, donna per F2. Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Mattoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.mattoscacco.com. Eccoci qui con una partita tra Kresenko e Hikaru Nakamura. Kresenko è un fortissimo giocatore polacco, il cui elo era 2688. Nakamura all'epoca, siamo nel 2007, al torneo organizzato dal Casino di Barcellona, un torneo chiuso con tantissimi forti giocatori promettenti in crescita, così promettenti che adesso Nakamura è arrivato anche oltre i 2800 punti elo. Vediamo come da un'apertura tranquilla può appunto scoppiare il caos. E anche da un'apertura tranquilla, una reti, possono diciamo, capitare sacrifici inaspettati. Possono piovere sacrifici. Kresenko vuole impostare una partita tranquilla contro Nakamura. Cavallo F3, cavallo F6, C4, no? Nakamura un tattico, Kresenko gioca in modo tranquillo. E6, G3, l'apertura catalana, una delle aperture più solide. È difficile immaginarsi che il bianco potrà venire spazzato via da uno tsunami. D5, alfiere G2, alfiere E7, nero adotta un sistema classico, arrocco. Ora la linea principale della catalana è D4, in questa partita Kresenko gioca B3, è una mossa un po' più chiusa, no? Un pochino più remissiva, quello di giocare in modo assolutamente posizionale. A5, è tipico cercare di insediare il pedone B con il pedone A, cavallo C3, evitando piani legati ad A4, C6, consolidando il centro, bianco alla fine si espande, cavallo D7, donna C2. Il piano tipico di queste posizioni per il bianco può essere spingere in E4. B6, perché bisogna dare uno scopo a questo alfiere, che sarà ben sviluppato in B7 o in A6. Bianco gioca E4, per ora il bianco sembra stare un po' meglio, perché ha più centro. Alfiere A6, l'alfiere si sviluppa su questa diagonale. Bianco adesso, probabilmente, secondo i parametri di gioco moderni, avrebbe dovuto giocare E5, dopo cavallo E8, magari difendere il pedone, no? Con cavallo E2, poi iniziare un attacco in stile Alfa 0. Schemi di attacco che non si conoscevano all'epoca, no? Sto parlando del 2007 come se fosse mezzo secolo fa, ma effettivamente negli ultimissimi anni i metodi d'attacco, no? I concetti strategici del gioco degli scacchi, anche con l'avvento di Alpha Zero e dei nuovi computer, con l'intelligenza artificiale, ha appunto rivoluzionato, no? Il gioco. Ci sono dei trattamenti nuovi per alcuni tipi di posizioni. Ecco, il bianco invece gioca a cavallo D2, che è un pochino più difensiva, il nero gioca a C5, il cavallo appunto un po' passivo, indebolisce questo pedone, e nero si espande. Notare che se il bianco cattura in C5, il nero potrebbe giocare la mossa intermedia D4, no? Per poi catturare in C5, no? E qua il nero avrebbe un pedone passato. La posizione è complessa e non è ciò che il bianco vuole. Allora il bianco gioca per D, nero però prende in D4, bianco sposta il cavallo in B5, nero prende in D5 e ora ci sono tanti cambi centrali, no? E vediamo che nelle ultime due mosse, sparite o spariti i due pedoni centrali per entrambi, il bianco una catena pedonale, il nero un pedone isolato, ma tale pedone verrà cambiato. Si può dire che il nero stia bene. Torre C8, che inchioda il pedone C dietro alla donna, D per C4 ormai inevitabile. Il bianco gioca torre 1, che forse non è la mossa migliore, e il nero, anziché giocare D per C, che probabilmente è ancora prematura, gioca B5. Visto che il pedone in C4 è attaccato, è inchiodato, perché non può catturare nulla, no? Per via della donna, viene attaccato da tutte le forze del nero. Il bianco continua lo sviluppo, bisogna svilupparsi, il nero gioca torre 8, questo è normale, il bianco sposta la donna da D1, no? Evitando quindi l'inchiodatura. Ora che l'inchiodatura scompare, nero incassa. Ecco, dopo B per C4, il nero preferisce per ora non prendere il pedone, perché è vero che un pedone, ma il cavallo entrerebbe in C6, no? Con un attacco doppio contro la donna e l'alfiere, perché se la donna si sposta, l'alfiere
diventa indifeso, no? Attaccato un numero maggiore di volte, e il cavallo è supportato appunto da proprio alfiere, no? Quindi aprire la diagonale a questo alfiere e crescere il controllo bianco della casa in C6 non va bene. Allora donna B6. Donna B6 sembra una mossa molto forte, attacca il pedone e attacca l'alfiere, controlla questa casella e si accinge appunto a prendere in C4 il nero, su per esempio alfiere C3, perché no? Prendere in C4, il nero avrebbe un pedone in più. Ecco che allora bianco gioca torre B1 e prepara un attacco raggi X, ovvero mette la torre sulla stessa colonna della torre pensando, ok, vedrai Nakamura, vedrai cosa ti succede se ti azzardi a catturare in C4, ed ecco che Nakamura si azzarda. Ma come? E non ci sono trucchi? Si era sbagliato Krasenko? Sì, Krasenko aveva un trucco, ma il controtrucco di Nakamura, che diciamo implica un calcolo geniale, davvero, davvero impressionante. Cavallo C6, gioca il bianco. Qual è l'idea? Si occupa questa casa, si attacca l'alfiere e si prepara una scoperta. A questo punto Nakamura gioca torre per C6. Ecco, ora su alfiere per C6, donna per C6, tutto previsto, no? Il nero ha due pezzi per la torre, addirittura vince, no? Perché le case bianche sono estremamente deboli. Il bianco non ha più scoperte, perché la donna non è più sulla B, ma ecco che il bianco mette in atto il suo piano, alfiere per F6. Ora, bianco dice, dopo torre per C6, alfiere per F6, il materiale è pari, solo che il bianco è in presa. La donna, la torre e l'alfiere, ovvero ci vengono attaccati 3 punti contemporaneamente, 3 punti del bianco contemporaneamente, di cui un punto di grandissimo valore che è la donna. Quindi sembra che il nero perderà materiale. Sì, il nero perderà materiale, ma creerà un attacco decisivo. Ora, mossa inaspettata, 2, 3 punti esclamativi, donna per F2. Con l'idea di mettere allo scoperto il re bianco. Si noti che questo sacrificio è irrifiutabile, perché se la donna si sposta, l'attacco contro la donna scompare, il nero prende in F6 materiale in più. Il bianco deve accettare la donna, allorché alfiere C5. Ora il re bianco è alla mercé dell'esercito nemico. Il re prova a scappare, torre per F6. A questo punto il bianco ha già un certo materiale, il bianco ha la donna in più, ma il nero ha addirittura un pezzo leggero per la donna. Un pezzo leggero per la donna, ovvero nulla. Il bianco vantaggio materiale grandissimo, ma il suo re è KO. Bianco gioca re G4, cavallo E5, tutti i pezzi si uniscono all'attacco. A volte si può, una tecnica di difesa potrebbe essere provare a restituire parte del materiale sacrificato per ridurre l'attacco, quindi giocare torre per E5, ma ecco che altri pezzi, anche l'alfiere, si uniscono all'attacco. 4 pezzi attaccanti, il bianco è KO. Su mosse come re H5, probabilmente torre per vince, no? Il re non ha un posto sicuro dove andare. Scacco matto. Bisogna dare la donna, dopodiché matto. Fortissimo l'alfiere. Su re H4, torre per E5 con la minaccia imparabile di torre H6. Notare che mosse come G4 perderebbero, per esempio alfiere F2, re H3, ora per esempio torre H5 matto. Anche torre H6 ha lo stesso scopo, ma torre H5 più spettacolare perché usa l'inchiodatura dell'alfiere in C8. Quindi anche cavallo E5 avrebbe perso. Bravissimo Nakamura. Bianco prova a giocare re G5, torre G6. A questo punto re H5 viene giocato in partita. Su re F4 sarebbe seguita cavallo D3, re F3 unica casella, torre F6, re G4 unica casella per i re, alfiere C8 continuando a tessere la rete di matto. Re H5, ora H4 uguale, torre H6 scacco, re G5 F6. H4 ora uguale, torre H6, re G5 F6. Con vittoria del nero. Davvero spettacolare, no? Davvero sconvolgente. Il bianco allora, dopo torre G6, gioca re H5. A notare che anche re F5 avrebbe perso per via di alfiere C8, no? Tutti i pezzi su re 4, cavallo D3, no? In modo analogo a prima. E anzi, su re 4 oltre a cavallo D3 si potrebbe anche... Sì, cavallo D3 vince, no? Anche perché... Poi cade anche tutto, no? Il bianco. Davvero finita. Si poteva anche tessere la rete, giocare torre D6, poi cavallo D3, il re bianco intrappolato, non va da nessuna parte, c'è un attacco decisivo. Quindi, tornando all'inizio della combinazione, donna per F2,
alfiere G5, torre per G4, cavallo E5, abbiamo detto che torre per E5 non funziona, la G5, torre G6, re H5 è stata giocata anziché re F4. Adesso il nero ha continuato a tessere la rete, F6, bellissima. F6 controlla la casa in G5 e minaccia torre H6 matto, semplice ed elegante. Notare che qualunque mossa il bianco giochi, si può giocare alfiere D5, ma sappiamo che chi dà scacco senza scopo se ne pente, prima o dopo, no? Seguirebbe comunque matto. Qualunque altra mossa, non so, donna C2, segue il matto, cavallo controlla G4. Bianco ha provato a dare la torre, ma l'esito è uguale, torre per E5, re H4 e ora alfiere C8. L'ultimo pezzo entra in gioco e ora ci sono minacce di matto come torre H6, ora che il re non può scappare. Notare che prima il cavallo controllava G4, no? In caso di qualunque mossa il re non scappa in G4 per il cavallo. Dopo il sacrificio di torre, l'alfiere prende posto dal cavallo nel controllare G4 e preparare torre H6. Bianco abbandona. Adesso che il bianco aveva giocato alfiere D5, ma torre per D5 non cambia la sostanza delle cose. Un sacrificio davvero distruttivo di Nakamura, che non a caso all'epoca era un giovane 2650 in crescita, oggi è uno dei più forti giocatori dei nostri tempi con 2800 punti elo. Grandissima e bellissima prestazione. A presto, ci vedremo presto con altre belle partite, spero.